Ben ritrovati a Piazza Politica, 2 giorni dopo il successo elettorale di Tommasi. Parleremo naturalmente del caso Verona, di tutte le implicazioni. Saluto e ringrazio per essere un ritorno qui nei nostri studi Andrea Martella, il segretario regionale del Partito Democratico. Ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Senta, parliamo di questa onda gialla di Damiano Tommasi, che è diventato un caso nazionale, un caso anche di riscossa del centro-sinistra. Ora però c'è da amministrare una città, e non è una città qualsiasi perché è nella top 10 delle 10 città da un punto di vista sociale, economico, la presenza di tante imprese più importanti d'Italia. Adesso viene il difficile. Ma innanzitutto mi lasci dire che è stata una vittoria bellissima, straordinaria, che segna un modello per il Veneto e per l'Italia. E voglio ringraziare Damiano Tommasi, una personalità davvero straordinaria e al contempo semplice, che ha saputo parlare ai giovani e che ha saputo infondere fiducia e coraggio. Credo, l'altra sera sono stato a Verona, l'altra notte, ho visto questo coraggio, racconto questo aneddoto, questo entusiasmo, e uno dei nostri militanti mi si è avvicinato e mi ha detto: Andrea, quante volte siamo andati a letto presto perché non vincevamo a Verona, e quindi è stata una grandissima soddisfazione. Senta, oggi viene il difficile, lei ha giustamente detto, però mi pare che ci siano competenze, solidità e idee per affrontare la fase amministrativa, facendo di Verona una città che abbia una dimensione internazionale dal punto di vista produttivo, economico, logistico, culturale, e credo che Damiano Tommasi ci sorprenderà anche da questo punto di vista. Senta, che cosa ha portato in termini anche di partecipazione e di entusiasmo Damiano Tommasi, che i partiti tradizionali non sono in grado in questo momento di portare? Ha portato una grande umanità, un profilo di una persona impegnata sulle questioni sociali e formative, e un carattere molto cittadino, molto veronese, che noi abbiamo rispettato e cercato di valorizzare, e attorno a lui si è costruita una coalizione così ampia che la sua personalità e la sua forza hanno saputo tenere assieme. Senta, l'equazione voti di Sboarina più voti di Tosi sommati avrebbero portato alla vittoria del centrodestra se non ci fosse stata la spaccatura, quindi Verona rimane una città a vocazione centrodestra. È un'equazione giusta? Ovviamente non abbiamo la prova di questa affermazione, oppure è proprio un vento nuovo che è soffiato a Verona e da altre parti d'Italia? Sì, io sono convinto che l'equazione non sia giusta e che in politica è sempre difficile fare la somma algebrica di voti che al primo turno hanno avuto destinatari diversi, e credo che Tommasi avesse già fatto innescare quella voglia di cambiamento, e quindi anche di fronte ad un accordo tra Tosi e Sboarina al ballottaggio io credo che Tommasi avrebbe vinto, perché in lui c'era quella possibilità di cambiare veramente pagina. Ed è vero che Verona è una città orientata a centrodestra, basta vedere i dati delle elezioni politiche, però è anche vero che proprio dal cuore delle città è possibile imprimere una svolta, e a Verona questo è successo. Senta Martella, una delle tante dichiarazioni a caldo di Tommasi, quella che forse mi ha colpito di più, è quando le abbiamo chiesto che cosa ha detto a Sboarina dopo che si erano chiamati subito dopo l'esito delle elezioni, e Tommasi ha risposto: ho chiesto che ci vedremo presto perché c'è una città da amministrare assieme. Parole nobili, diverse probabilmente dal solito, ma che forse tradiscono anche un po' di ingenuità dal punto di vista politico, perché la vedo difficile fare delle scelte condivise su Verona tra Fratelli d'Italia e il centro-sinistra su questioni, butto là una su tutte, quella dei diritti civili, con tutto quello che si è detto in campagna elettorale di diverso l'uno schieramento dall'altro. Ma io non credo che Tommasi si riferisse alla possibilità di governare assieme, nel lavoro amministrativo, si riferisse a quel profilo che lui ha sempre avuto, di rispetto degli avversari e di mettere in testa gli interessi dei veronesi. In questo senso un contributo ci vorrà da parte di tutti, e lui intende essere nell'amministrazione, come lo è stato in questo periodo di campagna elettorale, una personalità
che guarda agli interessi dei veronesi. Naturalmente questo non vuol dire nessun tipo di altra questione. Credo che questo sia stato proprio un punto di forza di Damiano Tommasi, riferirsi ai veronesi, cogliere al di là delle questioni amministrative e programmatiche l'anima della città, l'ha colta, per esempio sui diritti, una città che probabilmente era più avanti delle parole pronunciate dal Vescovo. L'attacco che gli ha fatto Sborina all'ultimo è stato un attacco disperato che infatti non ha avuto alcun esito. Ecco, in queste circostanze Damiano Tommasi si è mostrato come una persona in grado di mettere davanti gli interessi di tutti. Martella, un ragazzo, un sindaco che parte dalla Valpolicella, da questo paese arroccato in collina, e che poi come primo gesto quando entra in municipio stende la bandiera dell'Europa sul tavolo. Sì, io proprio l'ho visto entrare sbandierando la bandiera dell'Europa, e mi è sembrato un gesto molto bello, che ho anche ripreso in questi giorni, perché richiama due questioni. Il valore dell'Europa in questo momento difficilissimo che abbiamo vissuto con la pandemia e che stiamo vivendo con le conseguenze della guerra in Ucraina, è una dimensione più europea di Verona. Ecco, ho voluto dire questo, lì ci sono i suoi valori e anche i valori che hanno portato tutto lo schieramento di centrosinistra a sostenerlo. Senta, non si è votato ovviamente solo a Verona, si è votato tra il primo turno e poi il ballottaggio in altri centri, alcuni anche grossi e importanti, e in questa euforia generale ci ha pensato Zaia a riportare lei e il Partito Democratico un po' sulla terra, dicendo: abbiamo comunque noi di centrodestra vinto due roccaforti del centrosinistra, cioè Belluno e Feltre. Come dire, insomma, non c'è solo Verona, c'è da lavorare perché... Per il centro-sinistra però queste elezioni amministrative in Veneto, e non solo in Veneto, in gran parte d'Italia, anche nel nord del paese, sono state un successo. Oggettivamente non c'è Zaia che possa dire cose diverse, e dal punto di vista qualitativo e anche quantitativo la differenza anche in Veneto viene fatta da Padova e da Verona, oltre che da altri comuni che abbiamo vinto nel corso di questa tornata. Mi piace ricordare Thiene, e prima ancora Abano, Mira, Mirano e tanti altri importanti comuni. Ora è vero, abbiamo perso Belluno, abbiamo perso Feltre. Belluno l'abbiamo persa perché il centro-sinistra non è riuscito a unirsi, una lezione di cui dobbiamo tener conto, e Feltre, ho visto che Zaia si è speso anche personalmente nell'andare a sostenere il candidato di centrodestra. Credo che l'abbia fatto perché quello gli rimaneva da fare in quei giorni. Mi pare che da Verona si sia tenuto ben lontano, e comunque i candidati che aveva appoggiato lui, Peghin a Padova e Sboarina a Verona, hanno perso in maniera inequivocabile. Senta, tre comuni capoluogo, Belluno, Padova e Verona, tre candidati che hanno vinto senza una tessera di partito in tasca. Anche questo, come dire, è un dato, soprattutto per chi guarda magari a Vicenza piuttosto che a Treviso la prossima scadenza elettorale e deve mettere in pista un candidato più vincente di altri. Ma io credo che noi abbiamo avuto la capacità a Verona, anche a Padova in precedenza, di scegliere il candidato migliore, e di scegliere il candidato migliore poteva essere appartenente a una forza politica o espressione della società civile. È stata questa seconda ipotesi, e questo spirito ci guiderà anche nelle prossime scelte che dovremo fare. Sceglieremo il candidato, lo sceglieranno a Treviso e a Vicenza naturalmente, sceglieremo il candidato che meglio di tutti saprà rappresentare l'unità della coalizione, saprà rappresentare quell'anima della città che deve essere proiettata al futuro, e saprà essere il candidato più competitivo. Potrà avere un profilo civico, potrà avere un profilo politico, e lo vedremo nelle prossime settimane. Senta, l'esperienza di Verona sulla nascita anche del candidato Tommasi ha messo in secondo piano una bandiera del Partito Democratico quando doveva scegliere i candidati, mi riferisco alle primarie. Come dire, c'è un modello di un candidato che nasce dalla società civile, che riceve l'imprimatur del partito di maggioranza di quest'area che è il Partito Democratico. Tutto questo significa che, come dire, le primarie passano nel dimenticatoio? Ma no, ci sono parti in cui le primarie si sono fatte e si potranno ancora fare, e ritengo che siano stati un metodo per la scelta delle candidature importanti per garantire
anche il rapporto con i cittadini, ma in questo caso, nel caso di Verona, le primarie sono fatte con un percorso lungo di ascolto, di base programmatica comune, di rapporto con la città. Si è fatto qualcosa di più delle primarie in senso stretto non ce n'è stato bisogno. Senta, lei continua a vedere comunque un patto in questo centro-sinistra allargato anche con i 5 Stelle che insomma, nella debacle generale, dopo l'ennesima scissione che si è consumata a Roma, entrano anche in Consiglio Comunale con un esponente a Verona, non correvano con il proprio simbolo. Questo tandem insomma, PD e 5 Stelle lo vede anche come modello insomma, per le prossime scadenze elettorali? Ma io ritengo che la scissione che è successa all'interno del 5 Stelle non modifichi lo scenario e che anzi rafforzi la posizione di centralità nel PD nella costruzione di una coalizione ampia e plurale come abbiamo detto prima, e quindi penso che loro dovranno far parte di questa coalizione anche nelle prossime scadenze. Naturalmente, come ho detto prima, non si tratta di un cartello elettorale, si tratta di darsi una base programmatica comune e penso che in Veneto tanto più questo sarà necessario aprendersi anche a forze liberali e moderate che possano arricchire la forza di una coalizione progressista e democratica. Senta, tra un po' le chiedo anche qualcosa sulle regionali. Parliamo adesso di Vicenza e di Treviso, che sono i prossimi 2 capoluoghi di provincia che andranno alle urne nel 2023. E lei c'ha in mente, non dico un candidato, ma un profilo per entrambe le corse? Ma ho detto prima, a Treviso e a Vicenza dovranno scegliere il candidato migliore e quindi io mi metterei a dire il candidato che unisce la coalizione, il candidato che riesce a parlare meglio alla città e che risulti essere più competitivo. Credo che ce ne siano, sia a Vicenza che a Treviso, e che dopo l'estate si possa iniziare a valutare queste scelte. Quale delle due ritieni una sfida più impossibile? Perché è vero che insomma... sono sfide difficili in entrambi i casi perché ci sono dei sindaci uscenti, ricandidabili, che non sono del nostro schieramento, e io so che non c'è mai nulla di scontato in politica, non è che siccome abbiamo vinto a Verona automaticamente si vince da un'altra parte. Conterà il lavoro paziente, la tessitura della tela, la capacità di parlare alla città che io conto avremo sia a Vicenza che a Treviso. Senta, guardiamo un po' le regionali, perché lo ha detto lei, lo ha detto anche Letta, appena diventato segretario, che insomma, credo di riassumere le parole di Letta molti mesi fa: non si vince nel paese se non si fa un ottimo risultato in Veneto, e questo significa che per il Partito Democratico anche a livello nazionale la questione Veneto diventa una questione prioritaria. Ci sono le parole di un big della Lega, Roberto Marcato, che dice ai suoi: attenzione, se andiamo avanti di questo passo già Fratelli d'Italia ci ha superato, ma perdiamo anche la regione, anche perché non correrà insomma, un cavallo di razza come Luca Zaia. Sì, io sono veramente contento di questo risultato, perché altre volte succedeva che in Italia o in altre regioni andava bene, in Veneto no, invece questa volta in Veneto è andato bene, e questi 5 mesi di lavoro che abbiamo fatto insieme alla segreteria regionale hanno avuto questo primo diciamo, step positivo. Naturalmente so che abbiamo di fronte da qui alle regionali una, come ho detto, lunga traversata del deserto. Osservo che dall'altra parte c'è una contrapposizione molto netta tra Fratelli d'Italia e la Lega, che c'è una dialettica molto forte all'interno della Lega che riguarda Zaia e Salvini, e che è come se fosse venuto meno dopo tanti anni di potere un progetto comune. E siccome Zaia non si candiderà più, e siccome è stato portatore di un consenso anche personale che non è trasferibile ad altri, io credo che per noi quella partita diventerà contendibile e faremo di tutto per poter essere forza di governo. Diciamo che insomma, mancano ancora un po' di anni all'orizzonte per le regionali, c'è tempo per lavorare, ma la priorità, insomma, mi pare di capire, subito dopo l'estate è trovarsi attorno a un tavolo su Treviso e su Vicenza. Senta, le chiedo, al di là, non come segretario del PD Veneto, ma come parlamentare,
A Roma che cosa sta succedendo? Questa mossa di Di Maio è una mossa che in qualche modo tende, come l'hanno letta molti analisti, a rafforzare il governo Draghi? Beh, oggettivamente rafforza il governo Draghi in un momento difficile in cui devono essere prese delle scelte per diciamo, soprattutto riguardo la crisi e la guerra in Ucraina. Credo che bisogna guardare le prossime elezioni politiche pensando però che non ci potrà essere più un governo del genere con la Lega e che il centro-sinistra dovrà avere un proprio progetto di paese che riesca ad affrontare i problemi sociali e economici che in questo momento si sono venuti a creare. E quindi direi un campo largo, come dire, profondamente europeista. Forse dovremmo chiamare un fronte europeo che mette insieme le forze politiche per candidarsi, di centrosinistra, per candidarsi a continuare a governare il Paese. Senta, in questo campo largo lei, sempre a livello nazionale, vede anche parte di Forza Italia, perché Berlusconi dopo la debacle, anche nella sua, tra virgolette, Monza, ha detto no, adesso devo arrivare io per far da collante, ma non si è ben capito, insomma, Berlusconi se voglia rifondare il centro-destra e mettere d'accordo fondamentalmente Salvini o la Meloni, o se pensi, insomma, di aggregare questo grande centro. Beh, il Monza è andato in Serie A, ma Berlusconi non è riuscito a vincere con il proprio candidato a Monza e mi pare che ci sia una china di decadenza nel centrodestra, cioè come se si fosse esaurito un ciclo. Io penso che ci siano moderati e liberali che fanno parte di Forza Italia e che stiano con difficoltà nel centrodestra, con Salvini e con la Lega e con Fratelli d'Italia. Vedo che Berlusconi continua però a ripetere questo mantra, per cui non sono in grado di dire cosa succederà, però ritengo che ci siano molti elettori anche di quel partito che possono guardare da un altro schieramento. Senta, Brugnaro, che ha fondato Coraggio Italia, poi ha perso i pezzi per strada e che comunque ha commentato l'esito delle amministrative qui in Veneto, lei lo considera un suo possibile, come dire, interlocutore? No, direi proprio di no. In questo momento Brugnaro ha detto chiaramente che lui fa parte del centrodestra e che lì vuole stare, pur definendosi un civico, non si sa per quale ragione. E Brugnaro in questa campagna elettorale ha preso posizione molto netta per Peghin e per Sboarina ed è andato male. E non mi pare che Coraggio Italia, il partito che ha fondato, abbia delle prospettive fortissime, visto che ha perso dei cofondatori e attualmente anche dei parlamentari. Vedremo, io so che in politica è sempre molto difficile fondare partiti, movimenti personali, avere un rilievo nazionale, si è visto cosa è successo in molti che l'hanno tentato in questi anni e quindi vedremo, ma mi pare che la sua collocazione sia chiara all'interno del centrodestra. Le faccio l'ultima domanda, è più facile o meglio più difficile fare il segretario del PD in Veneto o il sottosegretario a Roma? Devo dire che due esperienze molto complicate entrambe, con la prima mi è capitata di vivere la pandemia e quando ancora non c'era nemmeno un manuale di istruzione per capire cosa fosse, e però mi è capitato di vivere anche una stagione molto bella nella quale mi sono occupato di cose che mi interessavano molto, riguardanti l'informazione, l'editoria e tante altre cose, però devo dire che questa esperienza di segretario regionale è davvero vincente. Stai sul territorio, lavori con la gente, entri nel Veneto più profondo, provi a costruire il futuro, magari ottieni anche qualche risultato e insomma ti senti dalla parte giusta. In fondo anche per me è stato, voglio ritornare al Veneto e alla mia parte, quello che ho avuto nel corso di questi anni lo faccio mettendomi a disposizione per costruire qualcosa che renda il PD più forte. Ripeto, non do nulla per scontato, ma so che ce la metterò tutta dal punto di vista dell'impegno e del lavoro. Il tempo a nostra disposizione è terminato, ringrazio e saluto per essere stato in nostra compagnia Andrea Martella, segretario del Partito Democratico in Veneto. Grazie a voi.